È un esordio vincente quello di Alberto Piras, nuovo allenatore del Bari Sardo e coach più giovane della categoria. La partita contro il Tortolì ha sicuramente tenuto sulle spine i tifosi accorsi al Fralocci per assistere al derby ogliastrino. Passa subito in vantaggio la squadra ospite con un gol di Luca Mameli pochi minuti dopo l'inizio della gara grazie a un cross di Angioni. L'immediato vantaggio conferisce alla squadra di Piras fiducia ed entusiasmo. I minuti restanti sono pericolosi soprattutto per la squadra di casa, che è costretta a fare i conti con il gioco organizzato dei bariesi. L'inizio della ripresa sembra una fotocopia del primo tempo. Nuovo vantaggio del Bari Sardo nei primi minuti. È Gabriele Boi questa volta a segnare. Il tifo per la squadra ospite cresce, ma durante questo tempo, complice forse la stanchezza dei bariesi, la partita si fa più equilibrata, soprattutto al 30°, quando Alessio Cadeddu segna per il Tortolì. Gli ultimi 15 minuti sono molto sentiti, il nervosismo cresce e non solo sugli spalti. Nei minuti finali ci sono 2 espulsi, uno per squadra. Ma il risultato non cambia. La partita finisce 2-1 per il Bari Sardo.